Allora, mi chiamo Io Zambataro, sono nato il 18 agosto 1998 ad Addis Abeba in Etiopia. Come ruolo gioco sia terzino destro che sinistro. Preferisco più a destra, che in quanto il piede destro è il piede naturale. Allora, vabbè, sono nato, come ho detto già prima, ad Addis Abeba. Ehm, Ho passato 6 mesi in un orfanotrofio e da lì in poi sono stato adottato da due genitori di Monza. Il mio percorso calcistico è iniziato nell'oratorio Triante di Sacro Cuore e dopo solo mezza stagione sono andato a giocare nella squadra locale San Fruttuoso ehm, per circa un anno. E infine nel 2009 sono andato, dopo vari provini al Monza, all'Inter, ho fatto il provino all'Atalanta e nel 2009 sono stato preso. E l'anno scorso, 2 anni fa, ho fatto 2 anni di primavera e quest'anno sono qui. Allora, il mio pregio calcistico sicuramente la corsa. Invece il mio difetto calcistico probabilmente dovrei essere più concentrato durante tutto il periodo durante la durata della partita, per i 90 minuti, perché a volte ci sono dei momenti in cui mi deconcentro e magari rischio di far prendere un gol alla squadra. Allora, pregio penso che di essere una persona aperta, nel senso che non faccio distinzione, cioè cerco di fare gruppo, di parlare un po' con tutti i compagni. Invece per quanto riguarda difetto sono molto permaloso. Allora, differenze sicuramente tra l'Etiopia e l'Italia sono sostanziali, cioè nel senso comunque eh, in Etiopia non ero né povero né ricco, però vivevo, c'avevo da mangiare. Ovviamente la disponibilità delle cose qui è completamente diversa, cioè se vuoi prenderti qualcosa vai al supermercato e te la prendi. Qualsiasi oggetto di cui tu abbia bisogno lo trovi. Sostanzialmente è questa la differenza che c'è. Però comunque la vita che ho fatto lì in Etiopia la rifarei, firmerei per rifarla tante tante volte. Il mio obiettivo principale è quello di aiutare la squadra. Ovviamente poi prima c'è l'obiettivo è quello di raggiungere la promozione in B con il Padova. Poi successivamente c'è il mio obiettivo personale, quello di giocare il più possibile. Ovviamente qui sta a me dimostrare sul campo con gli allenamenti al mister che sono pronto, che posso dare una mano alla squadra. Allora, il mio idolo, di idoli in particolare uno non ne ho, sono uno che ama i giocatori che sanno giocare a pallone. Però, siccome sto facendo il terzino, i giocatori a cui aspiro sono sicuramente Marcelo, eh, Marcelo ti direi, basta. La felicità per me è la salute, cioè non so, vivere una vita felice, avere accanto delle persone che ti vogliono bene, su cui puoi contare e appunto il benessere fisico e mentale soprattutto.